Presentato stamani presso l'Ordine degli Architetti di Agrigento il nuovo servizio Sportello Edilizia, che ha come obiettivo che i liberi professionisti, i dirigenti di uffici tecnici comunali e provinciali possano segnalare eventuali criticità rilevate sia dalla presentazione delle istanze e dei progetti che nella istruttoria delle pratiche per il rilascio del permesso di costruzione per l'avvio dei lavori nell'edilizia. Dopo lo sportello bandi che abbiamo lanciato già da qualche settimana, che è già a regime, a pieno regime, oggi lanciamo un nuovo servizio online che gli interessati potranno utilizzare entrando nel portale web del nostro ordine, dove troveranno un'area riservata a servizi agli utenti. In seno a questa area da oggi sarà in funzione il servizio edilizia, grazie alla quale potremo acquisire segnalazioni non soltanto da parte degli utenti, dei cittadini, dei liberi professionisti, ma anche, come diceva lei, anche degli stessi dipendenti degli uffici tecnici, quindi segnalazioni che riguardano criticità che finiscono per rallentare in qualche modo il rilascio di permessi di costruire e di altri titoli abilitativi. Quindi noi avremo una sorta di banca dati su quelle che sono tali criticità e cercheremo di trovare le soluzioni per il loro superamento attraverso un proficuo confronto con gli addetti ai lavori che incontreremo in relazione alla tipologia di criticità acquisite. Tutto questo nella consapevolezza che oggi più che mai è indispensabile, urgente, indifferibile velocizzare le istruttorie di edilizia, nella consapevolezza che è importante che i nostri cittadini possano sfruttare nel migliore modo possibile il super bonus al 110%, che costituisce una grandissima opportunità per tutti noi, per la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio e per alimentare quel virtuoso processo di rigenerazione urbana che sta un po' al centro delle nostre politiche di gestione del territorio. Oggi un altro passo avanti nei confronti dei liberi professionisti che si confrontano con le pubbliche amministrazioni. Dopo lo sportello bandi, grazie al lavoro fatto con il nostro presidente, l'architetto Rino Lamendola, oggi presentiamo il servizio edilizia. Il servizio edilizia punta a raccogliere attraverso il nostro sito le segnalazioni delle criticità che riscontrano i liberi professionisti nel presentare una pratica edilizia e nell'iter di istruttoria della stessa. Ovviamente non parliamo soltanto degli uffici tecnici comunali, parliamo di tutti gli uffici tecnici di quelle pubbliche amministrazioni che operano in ambito territoriale provinciale. Ovviamente questo servizio, una cosa importante da sottolineare, che è rivolto anche ai dirigenti e ai tecnici istruttori degli uffici stessi. Loro potranno tramite questa partizione segnalare quali sono le loro problematiche nel portare avanti un'istruttoria di una pratica pervenuta a loro. Considerate che noi come tecnici, quando dobbiamo presentare un'istanza edilizia, che sia un permesso di costruire piuttosto che una comunicazione di inizio lavori, se questa è condizionata da parere di enti terzi, noi abbiamo a che fare con una serie di piattaforme che non si interfacciano e che di fatto fanno venire meno quello che prevede il testo unico, che ovviamente dà come servizio SUE la centralità. Quindi noi come ordine puntiamo sostanzialmente su due aspetti fondamentali. Uno, il ripristino dei servizi messi a disposizione dei tecnici, quindi come la riapertura del geoportale. L'altra, la creazione di una piattaforma anche di dimensioni provinciali da dare in uso ai comuni o agli enti regionali, quindi a quegli enti comunque preposti ai rilasci dei titoli autorizzativi.